Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi. Vi presentiamo ora l'esperienza del Life Lab a Padova. Andrea Rossini e Claudio De Zan. Vediamo. Si chiama Life Lab, è un programma di ricerca sulla rigenerazione di tessuti e la creazione di organi artificiali biocompatibili. Ospitato dalla Fondazione Città della Speranza di Padova e coordinato dal Consorzio per la ricerca scientifica della Regione Veneto, il suo obiettivo è dare una risposta alla domanda di organi e tessuti che in Italia ancora non si riesce a soddisfare. La missione di Life Lab è quella di ricreare tessuti e ricreare organi da utilizzare naturalmente in quei pazienti in cui una malattia ha determinato un danno a carico di organi e tessuti. In Veneto i pazienti in attesa di un organo sono 1208, 496 trapianti l'anno scorso contro i 488 del 2019, numero in crescita nonostante la pandemia, ma le liste d'attesa sono ancora lunghe. Al Life Lab un centinaio di ricercatori, medici, biologi, fisici, ingegneri, lavora al ricondizionamento di organi da rendere idonei al trapianto e alla creazione di organi artificiali anche con l'utilizzo di una stampante 3D con inchiostri biologici. All'interno di Life Lab vengono utilizzate tutte le tecniche di decellularizzazione e di ingegneria tissutale proprio per ricreare quei tessuti ed eventualmente quegli organi, e quindi utilizzare una stampante tridimensionale ci permette di personalizzare e quindi di fare un tailoring del tessuto in riferimento al singolo paziente nel quale dovrà essere utilizzato.